Che emozione! Una tomba meravigliosa che è la tomba di Ayodhya a Nur al-Lao. Vediamo l'esedra. L'esedra è costituita da pietre infisse, tipica delle tombe dei giganti dolmeniche. Abbiamo poi una stele centinata, di cui rimane solamente una parte, ma doveva essere una stele enorme, enorme. E invece all'interno abbiamo una struttura con pietre disposte a filari. Eccola qua. Eccola. Come se questa tomba fosse stata costruita in due momenti diversi. Le tombe a filari sono aggettanti e quindi probabilmente poi chiudevano la tomba stessa, ma meraviglia delle meraviglie, come custodi della tomba ci sono dei menhir, ma soprattutto c'è ancora qua una delle statue menhir che, come vedete, ha il doppio pugnale, proprio una statua menhir bellissima, e secondo me anche questa ha qualcosa nella parte centrale, forse un pugnale, non lo so. Di queste statue menhir ce n'erano 15 che attualmente si trovano nel museo di Sassari. Vi faccio vedere di nuovo dalla parte anteriore. Eccola, guardate che meraviglia di posto.